La domenica si è aperta con la vittoria per 5-2 dell'Accademia Palermo Calcio contro il Santa Sofia. Siamo qui con il tecnico mister Davide Santalucia. Le chiediamo subito che partita è stata e dalla panchina cosa ha visto. Intanto buongiorno a tutti e buona domenica a tutti. Ho visto una buona partita della mia squadra, ho visto un gruppo che ha cercato e ha voluto questa vittoria. Venivamo da una sconfitta la scorsa settimana all'ultimo minuto, in una partita dove eravamo in 10, quindi avevamo lottato fino all'ultima palla, poi l'episodio finale ci ha condannato, quindi oggi i ragazzi sono entrati con una carica maggiore rispetto a tutte le altre partite. Fin dall'inizio abbiamo imposto il nostro gioco, le nostre idee. Abbiamo fatto una bella partita, ho visto un'ottima Academy. Ancora paghiamo qualche piccolo errore di inesperienza, oggi soprattutto nel gol di loro, una palla che avevamo per un infortunio allontanata noi fuori, sportivamente gli avversari ce l'hanno ritornata e noi lì abbiamo con il difensore centrale che ha dato la palla dietro al portiere, lì è successo quello che insomma non deve succedere, però purtroppo anche soprattutto in queste categorie ci sono questi errori e l'abbiamo pagato come anche in passato, però poi subito abbiamo ripreso a giocare, abbiamo poi condotto la gara fino alla fine. Ho visto comunque una squadra che poi non si è abbattuta e questo per me è un segnale più che positivo. Adesso un piccolo retroscena, lei ha commentato, ha fatto un'ottima disamina sul primo gol subito. Io ero sopra la sua postazione e appena il giocatore ha passato la palla indietro lei ha detto perché darla dietro. Un po' si aspettava quest'errore e quindi un gol subito? L'avete già magari preparato in settimana? No, qualcosa? No, questa è un'esperienza perché, ripeto, abbiamo dato la palla, abbiamo messo fuori la palla perché l'avversario era a terra, la squadra avversaria ci ha ridato la palla, in quel momento il centrale non viene attaccato perché ci hanno restituito la palla, quindi poteva fare con la palla quello che voleva, poteva giocare avanti sul terzino, ha fatto la scelta secondo me sbagliata, perché lì ci siamo complicati la vita noi e quindi poi è nato il gol di loro. E questo è proprio quello che non mi è piaciuto, è l'inesperienza e noi dopo tutte queste partite dove siamo cresciuti, devo dire, rispetto a prima, ancora paghiamo questi episodi e su questo ci stiamo lavorando. Oggi minuti in campo per Giuseppe Guzzo, come giudica la sua prestazione? Giuseppe è un ragazzo che è arrivato a dicembre, si è unito con noi nel gruppo, è un ragazzo che quest'anno è venuto per darci una mano, è un ragazzo che ha delle qualità, pian piano sta entrando nelle nostre idee ed è un ragazzo che sicuramente di qua alla fine del campionato darà il suo supporto. Diamo uno sguardo invece alla prossima partita, match contro il Villabate, un campo complicato, anche passare forse dal sintetico meraviglioso del calcio Sicilia al campo in terra battuta. Le chiedo come la preparerà e se questo influenzerà effettivamente la sua preparazione. Ma guarda, credo che la partita più bella in assoluto di questo gruppo l'abbiamo fatta in un campo in terra battuta a Ciaculli, quindi questo non penso. Siamo abituati ormai a giocare su tutti i campi, questo non mi preoccupa, la prepareremo come tutte le altre, incontreremo sicuramente una squadra che viene da una vittoria, quindi che cercherà di fare il risultato per risalire, ma noi in questo momento non ci possiamo più fermare. Noi, il nostro obiettivo, come ho detto fin da subito, è mantenere la categoria, mantenere l'elite che abbiamo conquistato meritatamente l'anno scorso. Manca secondo me poco a conquistarla e quindi in questo momento possiamo anche pensare, perché no, a cercare
di riuscire a prendere un posto nei playoff, e se vogliamo, ho detto ai ragazzi, se ci vogliamo togliere questa altra soddisfazione, oltre a quello di mantenere la categoria, dobbiamo ormai vincere in tutti i campi. Devo dire che noi sicuramente ci manca qualche punto dell'andata, però ti posso dire che i ragazzi si sono fatti valere in tutti i campi, abbiamo perso partite soltanto di misura, sicuramente non ci vogliamo fermare.